La Procura della Repubblica del Tribunale di Gorizia ha dato incarico ai militari della Capitaneria di Porto di Monfalcone, coadiuvati da personale degli uffici circondariali marittimi di Grado e Porto Nogaro, di avviare le necessarie attività di indagine volte a chiarire l'esatta dinamica degli eventi ed eventuali responsabilità in ordine al reato di naufragio. E questo quanto si legge nel comunicato diramato nel tardo pomeriggio dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone. A tal fine, si legge ancora, la motonave Audace è stata sottoposta a sequestro probatorio e sono già in corso da ieri mattina gli accertamenti e le attività di indagine. Parallelamente è stata avviata dai competenti uffici della Capitaneria di Porto l'inchiesta amministrativa prevista dal Codice della Navigazione, volta a chiarire le cause del sinistro marittimo. Questa mattina sull'incidente è arrivato anche il commento del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Beh, intanto ovviamente bisogna guardare anche i termini in cui APT ha dato la concessione e capire quali sono i margini di scelta di APT stessa. Dall'altro però mi auguro che si faccia il prima possibile chiarezza rispetto a quanto avvenuto, perché una causa c'è e bisogna capire se c'è anche un responsabile di questa causa e deve essere fatto velocemente perché oggettivamente è una cosa inaccettabile quanto è successo.